Quella che fino a qualche tempo fa veniva chiamata emergenza ormai è un dato di fatto. Il perdurare della siccità preoccupa cittadini e sindaci. Nemmeno le piogge dei giorni scorsi bastano a rimediare alla mancanza di precipitazioni che hanno caratterizzato la stagione invernale in pianura come in montagna. E se a livello nazionale è stata istituita una cabina di regia per la crisi idrica, a livello regionale il Veneto ha emanato uno specifico provvedimento. Ora anche i comuni corrono ai ripari. I primi cittadini di Breda di Piave, Carbonera, Maserada, Ponzano, Silea e Villorba hanno sottoscritto in accordo un'ordinanza congiunta contro gli sprechi. Nasce anche, dobbiamo riconoscerlo, dal Alto Trevigiano Servizi e Piave Servizi che insieme hanno predisposto un documento che hanno girato a noi, poi noi tre sindaci ci siamo parlati perché ci sembrava giusto, ecco, condividere un documento unico. Ci si appella al senso di responsabilità dei cittadini affinché usino correttamente l'acqua dell'acquedotto esclusivamente per usi alimentari o igienici, vietandone altri impieghi. Quindi il lavaggio delle auto, quindi il lavaggio di piazzali. Certo, non è vietata l'irrigazione di orti o di piccole piantumazioni. Magari l'irrigazione del giardino, portiamo pazienza, le piscine, perché è un altro tema importante. Anche lì abbiamo dato la possibilità alle classiche piscine per i bambini, però chiaro, uno ha una piscina acquistata che ha una certa portata piuttosto che una piscina permanente, ecco lì no. In questa situazione insomma no. Anche sulle fontane voglio fare un passaggio perché molti mi hanno chiamato. Abbiamo scelto appositamente di non chiuderle, di non chiedere la chiusura, ma di cercare di attuare quei sistemi che ci sono di regolazione in modo da adeguarci a una portata che sia di 0,1 litri al secondo. Chi non osserverà i contenuti dell'ordinanza rischia una sanzione fino a 500 euro. Il provvedimento adottato dai 6 sindaci tende a essere propedeutico ad altre disposizioni comuni in occasione di particolari situazioni. Partiamo da qua per poi cominciare a condividere altri punti fermi. Diciamo che ci siamo trovati tutti quanti nel periodo invernale con il problema delle PM10, quindi delle polveri sottili, che hanno messo in discussione e anche fatto bloccare, diciamo, in alcune altre realtà i cosiddetti panevin, ok? Da lì noi vorremmo partire per trovarci già da ottobre a condividere delle regole comuni